Buonasera, prego, prego, venite, venite pure, venite di qua. Ben arrivati, signore e signori. Avevo bisogno del pubblico, desideravo il pubblico ed eccovi qui in tanti. Ho chiamato alcuni amici, tutti artisti, artisti che lavorano con il corpo, con la mente e con il cuore. Ciao! Viene dalla Francia lei, eh? E dicevo artisti illuminati che seguiremo insieme fra anfratti erbosi, stradine di ghiaia, torrette, alberi. Vedrete corpi che dialogano con l'aria, che sposano l'erba, toccando la terra. Ora noi proseguiamo con il nostro percorso. Venite, venite. Terzo esercizio Fakiro-Pirla, overdose di vitamina C. Va bene, andiamo avanti allora.
Adesso continuiamo il nostro percorso. Bene, bene signore e signori, potete salire ancora. Bene, signori, adesso torniamo indietro.
L'arte difende la libertà. L'arte sceglie, crea, costruisce partendo da un movimento molto intimo, profondo. L'arte non chiude le ferite, le apre. L'arte è destinata a resistere. E nel valle de Pocono, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia crea los musgos, vive Angelita Huelumar. Entre el manío y los guayes, el avellano y el pitrán, entre el aroma de las chilcas, vive Angelita Huelumar. In verità, il poeta, il vero poeta possiede l'arte del funambolo. Avanza parola dopo parola su un filo di bellezza, il filo di una poesia, di un'opera, di una storia. Fili, trefoli, anima, sono uniti con metodi che hanno leggi tanto rigorose quanto varie. Esiste dunque un'infinità di cordami. E a chi si consacra alla maestria di funambolo spetta il compito di scoprirli, confrontarli, scegliere quelli le cui priorità s'accordano con le sue aspirazioni, imparare ad annodarli ed essere esperto nel tenderli. Ma sarete insensibili a tutto ciò che accade, sarete interamente presi dalla vostra traversata. E per avventurarvisi bisogna essere totalmente funamboli. E una volta partiti, state per diventare l'uomo di filo, il mago delle grandi altezze, colui che venera la lunghezza del suo cammino. Allora tutti quanti, ma tutti, uomini, donne, bambini, vecchi, cominciano a srotolare quelle matasse, aprono i fili, ognuno prende una matassa e comincia ad arrotolarla, ne escono centinaia di fettucce azzurre. E così l'arte del paese di Ulassai è riuscita a fare quella che neanche la politica, neanche la religione ha saputo fare negli anni. Ma ci sono voluti gli occhi attenti e la cura di una donna come Maria Lai, che ha ridato voce a quel paese e che ha cambiato il vivere quotidiano. Anche i grandi intrepidi che vogliono scrivere che cos'è per loro l'arte. Metto qui i foglietti e chi vuole viene, prende e scrive e poi appendiamo. Venite ad appendere con me voi. Ecco, vedete qui, venite ad appendere. Sì, anche qui. E noi intanto vi ringraziamo per aver fatto questo splendido percorso con noi. E mentre noi appendiamo e facciamo nodi, chi vuole può andare a vedere il parco. Chi vuole può salire e scrivere. C'è anche la penna. Si fate un pensiero. Ciao fanciulla, hai scritto tu? Sì, hai appeso?